Buongiorno a tutti, sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa e strategia ICT e agenda digitale. Benvenuti e grazie anche ai colleghi che sono qui presenti assieme a oggi e che affronteremo il tema delle open data e dei dati geografici. Quindi ringrazio Gianni Siletto della Regione Piemonte. Buongiorno Gianni. Gabriele Ciasullo di Agid, buongiorno Gabriele, e Delio Brentà della Regione Veneto. Questo è il quarto appuntamento di un ciclo di 8, se non ricordo male, organizzato dalla Direzione di Pianificazione Territoriale sui temi Incontrando il territorio e le attività della Regione e del Veneto per l'informazione geografica. I primi 3 hanno avuto un grande successo, speriamo anche oggi di riuscire ad essere all'altezza dei nostri predecessori e di tenere attiva la nostra comunità per questa ora e mezza con cui staremo assieme, ovviamente stimolando anche le domande. Abbiamo un po' organizzato la mattina in 2 parti, una prima parte in cui i 4 relatori faranno una breve presentazione su 4 temi connessi ma specifici e poi una seconda parte in cui attraverso la chat del sistema raccoglieremo le domande e proveremo anche a rispondere alle curiosità, alle domande, agli spunti che arrivano dai partecipanti. Io direi che possiamo iniziare, visto che abbiamo atteso i 5 minuti canonici, e lascerei subito la parola quindi a Gabriele Ciasullo di Agid, Servizio Banche Dati Open Data, che ci fa il punto di vista dell'Agenzia Nazionale per l'Italia Digitale sul tema degli Open Data e in particolare dei dati geografici. Gabriele, buongiorno. Non ti sentiamo. Io non ti sento. Delio? Ecco qua. Gabriele? Mi sentite adesso? Sì, adesso ti sentiamo e vediamo anche la tua presentazione. Hai più o meno un quarto d'ora per raccontarci un po' il tuo punto di vista, va bene? Grazie. Allora parto subito con le attività Agid nel settore dell'informazione geografica. Naturalmente grazie per l'invito, grazie per l'attenzione, diciamo, è un'ulteriore occasione per rappresentare certe situazioni alle amministrazioni, comunque a coloro che diciamo, sono interessati a questo argomento. Nel piano triennale 2020-2022, che ormai è diventato diciamo, un documento all'attenzione di tutte le APA, ci sono una serie di attività, una serie di azioni, una serie di obiettivi che rappresentano quello che Agida e il Ministero dell'Innovazione hanno messo in campo per accelerare la trasformazione digitale del Paese e quindi la digitalizzazione dei servizi nei confronti di cittadini e imprese. Il piano è una naturale prosecuzione del precedente 2019-2021 e vede nel suo modus, nella sua struttura, un capitolo dedicato ai dati della pubblica amministrazione e con appunto diciamo l'obiettivo fondamentale di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, che è un obiettivo strategico per l'APA, specialmente in una fase dove bisogna affrontare nuove sfide dal punto di vista dell'economia e i dati possono rappresentare sicuramente un elemento qualificante per la valorizzazione economica appunto di questa particolare fattispecie di informazione della pubblica amministrazione. Non dico particolare perché in effetti la tipologia dei dati geografici assume in sé una serie di elementi qualificativi che la rendono tra le più diciamo, richieste da parte di cittadini e imprese, le più richieste da parte di coloro che diciamo, cercano di creare servizi attraverso app, attraverso altre modalità, cercano di creare servizi con questo tipo di informazioni. Cosa fa Agid in questo ambito? Ho diviso diciamo, le 2 categorie primarie, quindi come 2 tematiche, accesso e fruibilità dei dati e da una parte l'interoperabilità dei dati. Vedete la lista delle attività
quindi Agid è responsabile della gestione del catalogo nazionale per quanto riguarda i dati geografici e i relativi servizi di rete, è responsabile anche del catalogo nazionale dei dati aperti. Ho voluto abbinare questo aspetto in quanto poi nelle attività rivolte alla interoperabilità dei dati abbiamo subito l'opportunità di segnalare l'implementazione dello standard GeoDKP proposto dal Centro di Ricerca della Commissione Europea nell'ambito del programma ISA-Square, con il quale appunto noi rendiamo disponibili i dati geografici aperti attraverso l'interfaccia del catalogo dei dati aperti Datigovit. Altre attività riguardano appunto il supporto alle amministrazioni che producono dati geo e la manutenzione e pubblicazione delle regole tecniche. Tornando invece al tema interoperabilità dei dati, è evidente la nostra attività nella produzione di modelli dati in coerenza con le regole Inspire e con le regole tecniche nazionali. Qua sono citati gli esempi, ma vedremo un po' più avanti un po' qualche dettaglio in più su questi argomenti, e in ultimo l'implementazione del sistema di registri Inspire per la gestione di vocabolari controllati, ed è un sistema con cui noi abbiamo d'intesa con il MATM e l'ISPRA abbiamo definito un punto di contatto con il sistema di registri europeo a cui naturalmente siamo federati. Allora cercherò di dare qualche indicazione sulle attività in essere. Il repertorio nazionale dei dati territoriali è alla versione 2.0, è assunto il dominio geodati.gov.it ed è un elemento della infrastruttura Public Sector Information costituita dai cataloghi di dati. Quindi da una parte noi abbiamo il catalogo geodati, dall'altra parte abbiamo il catalogo Datigovit per i dati aperti della pubblica amministrazione. Il catalogo Datigovit si basa su un profilo di metadatazione denominato DKP-IT, dove DKP sta per Data Catalog Application Profile, IT è l'estensione italiana. Lo stesso profilo, seppur limitatamente agli aspetti dei dataset, quindi dove seppur limitatamente agli aspetti relativi all'esistenza del dato, ma non alla sua disponibilità come dato aperto, lo stesso profilo noi lo applichiamo al catalogo dei basi dati, che proprio in questi giorni è stato integrato nel catalogo Datigovit. Adesso all'indirizzo Datigovit troverete sia il catalogo dei dati aperti sia il catalogo delle banche dati dell'APA, che è in effetti un'attività svolta qualche anno fa, che sarebbe opportuno che a questo punto, vista questa opportunità, le amministrazioni cominciassero a pensare di aggiornare queste informazioni che a suo tempo sono state formate in un catalogo appunto che a questo punto rappresenta più una foto che non un catalogo dinamico, però l'averlo unito con il catalogo Datigovit consente ora di attraverso un editor online, almeno in questa prima fase, consente ora di effettuare degli aggiornamenti. Tornando invece al catalogo geodati, il profilo di metadatazione è il profilo Inspire e l'estensione italiana RNDT alla versione 2.0. Per questo recentemente è stato un passaggio che abbiamo potuto effettuare per essere compliant con gli aggiornamenti determinati nel mondo di implementazione della direttiva. Come dicevo prima, lo standard GeoDKP che definito nell'ambito a cui noi tra l'altro abbiamo anche partecipato con le nostre attività di applicazione ai gruppi europei, questo standard definito dal Centro di Ricerca della Commissione Europea nell'ambito del programma ISA-Square consente di documentare, di rendere fruibili sul catalogo dei dati aperti, rendere fruibili i dati geografici aperti documentati nel catalogo dei dati geografici. Lo so che sembra un gioco di parole, però questo ci dà un aspetto determinante per un corretto coordinamento dell'azione amministrativa e di documentazione dei dati aperti. Ci consente in particolare di realizzare un nuovo approccio coerente con le regole di interoperabilità normativa e organizzativa, in quanto i dati territoriali, i dati geospaziali aperti vengono documentati solo ed esclusivamente nel catalogo nazionale dei dati territoriali, secondo le regole di Inspire e secondo le regole RNDT.
Allo stesso tempo noi riusciamo a dare insomma, un approccio coerente con le regole di interoperabilità tecnica e semantica, in quanto l'accesso, il repertorio garantisce l'accesso ai dati territoriali aperti anche attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti. L'amministrazione documenta i dati geografici aperti nel catalogo dei dati geografici. Automaticamente, senza nessun ulteriore impegno da parte dell'amministrazione, quelle informazioni vengono rese disponibili anche attraverso il catalogo dei dati aperti, utilizzando lo standard appunto GeoDKP. Perché tutto questo è importante? Qui la breve lista la sfogliamo rapidamente, cioè questo consente di andare incontro alle esigenze degli utenti, che naturalmente chi cerca i dati territoriali si rivolge per lo più generalmente e opportunamente al catalogo dei dati geografici. Lo stesso, c'è una coerenza nel profilo di metadatazione, c'è una coerenza con le regole INSPIRE, c'è una coerenza con le regole nazionali, c'è una coerenza tra dati e servizi, perché il catalogo dei dati geografici non è solo il catalogo dei dati, ma è anche un catalogo dei servizi relativi a quei dati, quindi consente di creare questo abbinamento in modo corretto e opportuno. C'è una coerenza con le attività di monitoraggio che l'Europa svolge nei confronti dei cataloghi nazionali, laddove ogni anno, con cadenza annuale, in genere a fine anno, come è avvenuto recentemente lo scorso mese di dicembre, quindi il portale europeo effettua il monitoraggio e valuta i metadati presenti nei cataloghi nazionali. I eventuali dati geografici esistenti presso le amministrazioni ma non documentati nel catalogo nazionale non trovano nessun riscontro nei confronti del geoportale europeo. Quindi per INSPIRE, per l'Europa, quei dati geografici non documentati semplicemente non esistono nel panorama europeo. E poi infine c'è una coerenza con le norme, perché chiaramente insomma, ci danno questo obbligo, questo mandato per i dati geografici che devono essere documentati, a prescindere se siano aperti o meno, devono essere documentati nel catalogo nazionale dei dati geografici. Un'altra infrastruttura significativa della nostra, di cui accennavamo prima, è il sistema dei registri. È un punto di accesso centrale sia per dare ottemperanza al regolamento 1089-2010 circa la pubblicazione delle estensioni delle liste di codici definite in ambito INSPIRE, sia perché questi registri forniscono un mezzo per gestire in modo adeguato ed opportuno le risorse, come dire, tassonomie, code list, vocabolari controllati, categorie tematiche, quindi gestire in una modalità opportuna dei punti di riferimento utili per l'interoperabilità tra varie infrastrutture della pubblica amministrazione. Questo strumento nasce nell'ambito di una strategia di coordinamento adottata, come accennavo prima, con ISPRA e il Ministero dell'Ambiente per dare attuazione alla direttiva INSPIRE in Italia. Abbiamo già, attualmente è in esercizio la versione 1, no, diciamo sì, e stiamo per dare corso a mettere in produzione la versione 2, su cui noi abbiamo anche effettuato dei test insieme all'Europa, insieme ai colleghi di Jersey. Questo dà un quadro appunto di questa soluzione implementata a livello europeo, che noi abbiamo riutilizzato, quindi abbiamo anche attuato un principio di riuso di strumenti realizzati a livello europeo. Altra attività su cui Agit è impegnata, appunto, le regole tecniche e modelli dati. Quindi insomma, qua questa è un'immagine che con gli amici, insomma, Leonardo e Antonio, da tempo cerchiamo di rendere nelle varie occasioni in cui ci sono delle presentazioni su queste tematiche, che ci mostrano l'avanzamento dell'uso, dell'implementazione di database geotopografici presso le regioni. Quindi dai primi anni 2005-2006 ad oggi ci sta un netto avanzamento appunto dell'uso di questa infrastruttura, e ciò ci porta poi ad un esercizio che anche questa è un'immagine a cui sono molto particolarmente legato, perché mi consente di dire che le regioni attraverso i database geotopografici gestiscono una serie di strati informativi che voi conoscete naturalmente benissimo. A questo noi abbiamo avuto modo, attraverso un'attività congiunta con il MISE, di realizzare, di implementare un data model per il SINF, il Sistema Informativo Nazionale delle Infrastrutture, che diciamo trova la sua
come dire, applicazione in una coerenza con i database geotopografici sullo strato 07 destinato appunto, relativo appunto alle reti di sottoservizi. E ultimamente, attraverso un'ulteriore attività che Agid ha svolto a supporto di Enea, è stato implementato il modello dati relativo alla illuminazione pubblica nell'ambito del progetto PEL IP di Enea. E quindi Enea ha appunto implementato questa piattaforma sulla base del nostro modello dati, e questo si combina perfettamente con le informazioni dello strato 07 già predisposto per il SINFI e con le informazioni degli altri strati informativi già a suo tempo predisposti per i database geotopografici. Tutto questo ci rende poi, come dire, garantisce, assicura una coerenza a livello nazionale, ma anche una coerenza con la direttiva Inspire, che è un esempio importante di un quadro di interoperabilità definito che comprende i vari aspetti, quindi giuridici, tecnici, semantici e naturalmente organizzativi. Ecco perché nella nuova direttiva sui dati aperti, la nuova direttiva Open Data del 2019, il numero 1024, che è in corso di recepimento nel nostro ordinamento, c'è una specifica diciamo, nota in cui viene messo in evidenza che gli atti di esecuzione della direttiva devono tener conto della legislazione settoriale, come ad esempio Inspire, per garantire che i dati siano resi disponibili in base agli standard corrispondenti a quella legislazione settoriale. Ecco perché noi nel piano triennale, già nel piano triennale 2019-2021, abbiamo avuto l'opportunità di mettere bene in evidenza che l'informazione territoriale segue le regole di implementazione della direttiva Inspire per quanto riguarda tutti gli aspetti del framework che Inspire ha delineato, ovvero l'armonizzazione dei dati, l'accesso ai dati e ai servizi, i modelli di interoperabilità, l'obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni. Restano naturalmente appannaggio delle disposizioni recanti imposte dalla direttiva sul public sector information, sui dati aperti, tutto ciò che riguarda appunto le condizioni per il riutilizzo dei dati, ovvero sia il licensing, la tariffazione e quant'altro. Quindi questa è una cosa molto importante, perché chiaramente ci fa capire che questo coordinamento tra le politiche di Inspire e le politiche di eGov in generale. Voglio citare quest'altra attività che è stata svolta con un gruppo di lavoro istituito in ambito Uninfo, che ha dato luogo nella commissione 526 dedicata all'attività professionale non regolamentate, di delineare alcuni profili professionali specialistici per l'informazione geografica. Quindi questa è diventata una norma tecnica UNI, la 11621-5, riguarda la parte quinta, riguardante appunto nell'ambito dei profili professionali ICT, riguardante quelli che operano nel settore dell'informazione geografica. E questi sono i profili individuati e predisposti e proposti con la norma tecnica, su cui naturalmente ci sarà poi, io auspico, l'opportunità di fare ulteriori aggiornamenti in un ambito di un gruppo di lavoro un po' più aperto, un po' più ampio. Altre attività su cui Agid è dedicata, insomma, sono la partecipazione a comitati e gruppi di lavoro, in particolare europei, quindi facciamo parte del ISA Square Specialist Group per quanto riguarda l'European Location Interoperability Solution for eGov, il programma, l'azione ELISE. Siamo partecipi al Working Group su Geospatial Solution, partecipiamo al Technical Working Group su GeoDKP, di cui abbiamo parlato prima, partecipiamo al Maintenance Implementation Group di Inspire, dove come dire, siamo attivi su questi aspetti, quindi il profilo di metadati del catalogo nazionale, il validatore dei metadati Inspire, il sistema di registri, l'accessibilità del catalogo nazionale nei confronti del geoportale Inspire e il monitoraggio Inspire, quindi tutte attività di cui abbiamo in qualche modo accennato poc'anzi. Abbiamo una serie di interazioni con il JRC per quanto riguarda le azioni collegate all'implementazione della direttiva Inspire, partecipiamo al Comitato Nazionale UNGGIM, alla Consulta Inspire, al Comitato di Coordinamento del SINFI, al Tavolo Tecnico AINOP, l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, nato dopo purtroppo i tristi eventi del Ponte di Genova.
Volevo mettere in evidenza che nell'ambito del gruppo di lavoro Geospatial Solution e nell'ambito dell'azione Elise abbiamo svolto delle attività significative, di cui alcune le abbiamo già dette: il riuso del registry, della soluzione registry che abbiamo implementato in Italia, il riuso del validatore Inspire che verrà integrato nel catalogo nazionale, la partecipazione ad alcune specifiche iniziative come il Gazetteer User Panel, e poi una cosa molto importante è la collaborazione che sta messa in piedi tra Agid, Enea e GRC, che ha fatto confluire il progetto PEL nell'ambito di un pilota sull'energia, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di dare dei contributi anche all'Europa, presentando, diciamo, questo che era il nostro un progetto nazionale che può essere considerato a buon diritto una best practice. È stato siglato a questo riguardo un collaboration agreement con GRC e altri 9 partners di 6 paesi europei, e abbiamo proposto con questo appunto il data model nazionale come common data model, che potrebbe essere opportunamente, diciamo, valorizzato anche a livello europeo. Siamo attivi con dei contributi specifici nell'ambito del Location Interoperability Framework Observatory. Praticamente è un programma all'interno del Geospatial Solution, all'interno dell'azione Elise, con il quale vengono monitorati i vari Paesi membri sulle attività poste in essere per l'implementazione della direttiva Inspire, per l'implementazione di questa soluzione Elise, appunto per l'abilitazione ai servizi basati sulla location. E quindi siamo membri del User Panel e abbiamo partecipato sia alla fase pilota dello scorso anno sia alla fase 2020. E in ultimo poi partecipiamo dando supporto come stakeholders alle attività della Commissione, alle attività del gruppo GRC, alle attività di questo working group europeo, con varie iniziative. Io non so se sono stato nei tempi, forse ho sforato qualche minuto, ma mi fa piacere naturalmente per dare riscontro a eventuali domande da parte dei nostri auditori. Grazie nuovamente. Grazie a te Gabriele, non solo hai sforato qualche minuto, non ti preoccupare, ma tempo speso bene, ci hai offerto una panoramica molto attenta di quello che stai facendo oggi, di quello che in particolare stai portando avanti tu e di tutte le implicazioni anche di diversi progetti strategici su cui... Sono stato un po' veloce, ma d'altronde insomma... E poi eventualmente ti chiederemo le slide per mettere a disposizione di tutti, certo, che è il nostro archivio, e quindi sicuramente sì. E rimani con noi perché poi la parte delle domande sicuramente se ne saranno diverse anche per te. Quindi se passerai adesso alla parte delle iniziative regionali, che facciamo in questo modo a 2 voci. Faccio io una parte introduttiva ad Elio sulla parte dell'agenda digitale dell'open data in senso più ampio, poi a te lascio la parte dei dati geografici. Prendo in mano il possesso dello schermo, vediamo se ce la facciamo. Eccomi qua. E a me il compito, anche qua in un quarto d'ora più o meno, di raccontare un po' il tema dell'open data dentro all'ambito dell'agenda digitale del Veneto. Scusa Luca, ti interrompo un secondo, se puoi premere nascondi così si vede la slide intera. Certo, scusami. Grazie. Ogni piattaforma ha i suoi trucchi, quindi saltando da uno all'altro ovviamente qualcosa ce lo perdiamo, quindi grazie del suggerimento. Allora, il tema dell'agenda dell'open data è un tema fondamentale dentro al documento strategico che si occupa di digitale nella Regione Veneto. Questo documento strategico si chiama Agenda Digitale, è in scadenza l'anno scorso, adesso ci stiamo già riattivando per definire il nuovo con l'orizzonte 2025. Come vedete è uno dei 3 driver fondamentali del nostro documento strategico, assieme all'infrastruttura, assieme ovviamente all'empowerment delle persone, c'è il tema dei dati. Il tema dei dati, come avete capito bene anche dall'intervento del processo precedentemente, è un tema trasversale a tutti i domini e ogni dominio ha le sue specificità, ha i suoi standard che dobbiamo in qualche modo salvaguardare e rispettare. Viviamo in quello che tutti chiamano una data economy. Dentro a questo scenario dobbiamo ovviamente pensare di riuscire a costruire regole di condivisione, standard, riuso dei dati, ovviamente in dinamiche sempre più interattive per rispondere a servizi già esistenti, ma anche per rispondere a nuovi servizi che al momento non ci vengono in mente. La produzione dati ormai è una produzione diffusa, noi abbiamo diversi progetti come Agenda Digitale che mettono assieme i dati che arrivano da fonti completamente diverse, su scala ormai regionale, da reti di sensori, dati da mobilità e quant'altro. C'è quindi un valore importantissimo sul tema quindi del dato, che è anche qui inutile in qualche modo soffermarsi a dire. Vado abbastanza velocemente sulla parte
e cosa sono gli open data, quali sono i vantaggi, per raccontarvi un po' quali sono alcuni fulcri della nostra iniziativa. Uno fondamentale è il catalogo dei dati aperti. Questo catalogo, questo portale che è stato anche recentemente aggiornato dal punto di vista tecnologico, in realtà parte da un'iniziativa del 2011. Ormai sono 10 anni, prima ancora dell'obbligo normativo che poi è stato introdotto, se non ricordo male, all'inizio del 2012 sul tema degli open data. La Regione Veneto, in maniera precursore, assieme anche alla Regione Piemonte, aveva già adottato un proprio regolamento sul tema degli open data. Siamo partiti presto, siamo riusciti ad arricchire e a costruire una serie di attività e una comunità attiva sul tema degli open data. Adesso abbiamo più di 40 comuni che alimentano questo dataset, questo catalogo, ma abbiamo anche una serie di dati che arrivano da una serie di iniziative di progetti europei. Questi progetti europei che abbiamo alimentato, costruito e seguito in questi anni perché rappresentano una fonte fondamentale di confronto, come diceva anche l'intervento precedente, soprattutto per la definizione di nuovi standard condivisi su scala europea. Attualmente abbiamo circa 6.000 dataset. Questo portale regionale è un portale che è strettamente integrato ovviamente con il portale nazionale, che a sua volta, come diceva anche prima Gabriele, è integrato poi col portale europeo. Quindi una logica federata anche di condivisione degli open data. Mi preme sottolineare un aspetto che magari non è così normale: il gruppo che segue, così diffuso, il gruppo che segue gli open data nella mia unità è fondamentalmente un gruppo in cui, lo dico anche con un po' di orgoglio, abbiamo un solo uomo un solo rappresentante del sesso maschile che sta andando in pensione, ma adesso abbiamo 3 donne che mi seguono tutto il tema degli open data. È un tema su cui ovviamente non c'è una discussione di gender, però sicuramente nel panorama anche nazionale è un aspetto un po' originale. Cosa stiamo facendo sul tema degli open data? Stiamo facendo un sacco di cose. Beh, questo è il portale funzionalità, però quello che mi preme dirvi è che stiamo cercando di raccogliere sempre più possibile e diffondere la sensibilità sul tema degli open data. Abbiamo costruito un kit per l'adesione all'open data, al portale regionale, e per sostenere quindi i comuni, in particolare gli enti locali, ad aderire. Un kit che è composto ovviamente da una parte riguardante le conoscenze, cosa sono gli open data, una modalità di adesione e ovviamente poi una serie di strumenti utili per permettere ai singoli comuni del nostro territorio di aderire al nostro portale. Questo kit lo stiamo promuovendo con una serie di iniziative in collaborazione anche con ANCI Veneto, iniziative che ci hanno permesso di alimentare quello che noi chiamiamo una community, composta da un sito dove ho trovato una serie di informazioni, da una newsletter, da una serie di informazioni aggiuntive, di webinar e quant'altro. Crediamo tantissimo che solo facendo crescere le competenze e le conoscenze delle persone che lavorano poi negli enti locali, lavorano nella pubblica amministrazione, che lavorano anche in regione, si può veramente diffondere la cultura degli open data e cogliere le potenzialità fino in fondo. Quindi stiamo facendo un'attività di disseminazione importantissima che ci vede ormai periodicamente coinvolti in organizzare eventi, seminari, andare anche quando si poteva sul territorio, adesso ovviamente attraverso queste piattaforme, attraverso la modalità digitale. Siamo convinti che questo sia un aspetto fondamentale, anche perché crediamo che gli open data siano non, come possiamo ben condividere tutti, la finalità, ma un mezzo. Un mezzo per cosa? Per quello che noi abbiamo chiamato Open Innovation. Ci stiamo concentrando in modo intenso nel finalizzare percorsi di innovazione aperta. Partendo da che cosa? Partendo dai dati aperti. Innovazione aperta vuol dire un'innovazione che non è competenza di qualcuno in senso stretto, ma che sappia in qualche modo condividere percorsi di sviluppo, apprendimento, ma anche individuazione di soluzioni innovative da parte dei diversi soggetti che operano nel territorio, la pubblica amministrazione in primis, ma non solo, anche l'accademia, anche le imprese, anche le persone che ovviamente lavorano nelle singole organizzazioni. Questo modello che abbiamo mutuato anche da diversi approcci teorici del 4 eliche, ormai è un modello abbastanza condiviso e diffuso anche nell'ambito della progettazione europea. Stiamo sostenendo quindi percorsi di innovazione aperta, di innovazione condivisa, usando come materia grezza, come materia prima di partenza di questi percorsi di innovazione proprio i dati.
Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto in questi anni, cogliendo tutte le opportunità che siamo riusciti, mettendo a sistema tutte le opportunità che siamo riusciti a raccogliere. Qui vedete alcune citazioni degli ultimi progetti che abbiamo fatto. Ode on Air sono due progetti europei, il Fab Lab era un'altra iniziativa che abbiamo portato avanti verso il territorio intesa come spazi di fabbricazione aperta, prima quel primo progetto Homer, il primo progetto europeo su cui ci siamo cimentati, ma il vero fulcro di questo percorso di innovazione aperta attraverso i dati si chiamano Innovation Lab. Innovation Lab sono un'iniziativa partita nel 2019 con il bando ed è entrata di fatto operativa da pochi mesi. Abbiamo dato un contributo di circa 700.000 euro per ogni aggregazione, in particolare aggregazioni di comuni. Sotto vedete i 10 vincitori di questa, con l'obiettivo di creare spazi di innovazione aperta. Che cosa sono gli Innovation Lab? Sono spazi in cui le persone si ritrovano, persone di diverse origini che appartengono a organizzazioni diverse, in cui partendo dai dati sviluppano nuovi servizi, nuovi contenuti, nuove opportunità anche di business, lavorando ovviamente sui bisogni degli utenti. Questo è un aspetto fondamentale. Tutto questo percorso di innovazione aperta è concentrato per rispondere alle esigenze degli utenti e si sta finalizzando in questa cosa. Purtroppo la pandemia, essendo questi spazi fisici, proprio nelle settimane scorse abbiamo inaugurato quello di Bassano del Grappa, piuttosto che quello di Rovigo, piuttosto che quello di Thiene, quindi ce ne sono già di San Donato, ce ne sono già molti aperti. Purtroppo il fatto che in questo momento incontrarsi di persona ha una serie di vincoli. Il digitale da questo punto di vista sul tema dell'innovazione, della creazione e sullo sviluppo di nuove idee è sicuramente meno performante, però crediamo che questo sia un tema estremamente di interesse. Gli obiettivi del bando in qualche modo ve li ripercorro: open data, servizi digitali, innovazione sociale aperta, smart working e coworking. Ecco, questo è un aspetto interessante. Questi Innovation Lab hanno delle postazioni di smart working e di coworking dedicate alla pubblica amministrazione, in particolare ai collaboratori e alle persone che lavorano in Regione Veneto, proprio perché forse in maniera anche un po' anticipatoria rispetto anche agli eventi della pandemia, credevamo che il lavoro agile è un passaggio, è un tassello fondamentale di questo percorso di innovazione aperta. Un altro aspetto fondamentale in cui questi Innovation Lab sono coinvolti è quello dello sviluppo delle competenze digitali. Lo fanno sia direttamente nei propri spazi, sia attraverso quelle che noi chiamiamo palestre digitali. Cioè ogni Innovation Lab ha una propria rete sul territorio, una rete che possiamo chiamare anche secondaria, di tutti i secondari, perché l'Innovation Lab è un punto un po' primario. Questi spazi secondari sono spazi in cui le persone in particolare accedono e sviluppano competenze sul tema digitale, non tanto e non solo competenze di accesso o competenze base per usare la tecnologia basilare, ma soprattutto confidenza, rassicurazione, supporto per fruire di servizi anche più evoluti. Stiamo coinvolgendo in questi Innovation Lab, come era previsto anche nel nostro modello, soggetti diversi, start-up, hacker civici, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni, comunità di sviluppatori, e lo stiamo facendo ovviamente facendo una serie di attività importanti che riguardano la comunicazione. Stiamo attrezzando questi spazi, stiamo mettendo a disposizione anche la possibilità di acquisire competenze per attirare nuovi soggetti in questi spazi e così via. Questa è un po' la roadmap che noi abbiamo, è stato, lo devo dire, un po' rallentata soprattutto l'anno scorso, soprattutto dall'inizio, da marzo in poi per causa Covid, ma abbiamo ripreso diciamo dopo settembre in maniera assidua e tutti gli Innovation Lab sono riusciti praticamente a rimettersi in carreggiata e a recuperare il tempo perduto. Ovviamente questa è una sfida importante perché vuol dire veramente pensare che questi dati, tra cui anche ovviamente i dati territoriali, vengano messi a disposizione di comunità locali che sappiano usarli e che si sappiano usare soprattutto per rispondere a esigenze e a servizi, a bisogni che in questo momento magari non riusciamo neanche a qualificare. E ogni Innovation Lab ha una serie di dati obbligatori, quindi questo è stato un po' lo scenario di riferimento, vediamo se riusciamo, in cui il tema degli open data si inserisce. Siamo partiti da una base statica, il catalogo. Sopra questa base statica stiamo avviando percorsi di acculturazione del territorio per stimolare tutti gli enti ad alimentarlo.
enti anche regionali, nel senso abbiamo coinvolto in questi anni ovviamente anche tutto il tema delle partecipate, delle agenzie e quant'altro. La frontiera, o meglio il domani su cui ci stiamo orientando il nostro investimento sul tema degli open data è quello dell'open innovation. L'open data come elemento base per fare percorsi di innovazione aperta, ovvero come elemento centrale in cui far ragionare assieme stakeholder, soggetti diversi, non solo la pubblica amministrazione ma anche i soggetti che possono avere un beneficio da questi dati. In questo scenario ovviamente il dato territoriale, il dato geografico è fondamentale, quindi lascerei in questo intervento a due voci la parola a Delio Brentan dell'area tutela e sicurezza del territorio, così ho detto correttamente anche la tua collocazione organizzativa, per presentare che cosa facciamo specificatamente sulla parte geografica. Sì, grazie Luca. Tra l'altro ci sono già molte domande da parte degli ospiti collegati in streaming. Non so se vogliamo rispondere subito o dopo. Io comunque volevo intanto ringraziare voi della Genere Digitale, dell'ICT Genere Digitale, per il grosso lavoro di collaborazione che state facendo con noi per la manutenzione evolutiva della nostra infrastruttura dati. Non posso non dimenticarmi di Gabriele Ciasullo, amico e collega di Agid, perché con lui collaboriamo già da anni per quanto riguarda la gestione dei metadati. Abbiamo anche lo stesso applicativo installato tramite riuso, quindi ricordiamo anche la politica del riuso e della collaborazione tra enti pubblici e anche Gianni Siletto, perché con lui tramite il CIGIS stiamo collaborando nella realizzazione di diversi progetti che poi vi accennerò alla fine della mia presentazione. Comincio dalla fine, prendo spunto da quello che hai detto tu prima. Di solito la gente comune, in senso lato, pensa che i dati aperti non valgano nulla, quello che è gratis non vale nulla, no? Può essere vero, dipende dai dati. Adesso io parto con la mia presentazione così vi faccio capire un attimo dove vogliamo arrivare. Non so se si vede, dammi conferma. La mia presentazione parla del dato geografico. Non vedo nulla. Non vedi nulla? Aspetta un attimo, scusami che qua riprovo. Adesso sta arrivando. Perfetto, con i problemi di rete oggi. Allora, la mia presentazione parla della scelta open della Regione del Veneto. Allora, un po' di cronistoria che non manca mai. La Regione del Veneto fin dal 2006, poi lo vedremo, ha reso disponibile in maniera open il primo dato cartografico, diciamo la carta tecnica regionale, con una delibera di giunta regionale, quindi una cosa ufficializzata. Parto prima dicendo cos'è il dato aperto e cos'è il dato geografico, così magari rispondo anche a qualche domanda che ci è stata fatta in chat. Noi siamo impegnati nella diffusione della cultura, della libera diffusione e fruizione dei dati. Allora, come vedete nella slide, un conto è il dato pubblico, un conto è il dato disponibile, un conto è il dato aperto. Dato aperto che può essere accessibile, dato aperto che può essere gratuito. Non sempre la parola dato aperto vuol dire gratuito o vuol dire accessibile. Il dato aperto implica che il dato deve essere conoscibile, come diceva Gabriele all'inizio, pubblico corredato da un metadato, altrimenti il dato è come se non esistesse. Deve essere liberamente utilizzabile senza restrizioni di copyright, di brevetti o di altre forme di controllo. E qui dovremmo trattare il tema delle licenze e ci vorrebbe un webinar solo per quello. Ci sono diverse tipologie di licenze. È obbligatorio comunque citare la fonte, è obbligatorio ad esempio, potrebbe essere obbligatorio ad esempio riutilizzare il dato con lo stesso tipo di licenza, ma con il dato aperto si può fare anche business ed è questo che noi della Regione vogliamo fare con i dati che pubblichiamo all'interno del nostro IDT. Far fare business alle imprese, ai cittadini, a chi utilizza i nostri dati, poi vi mostrerò degli esempi. Come vi dicevo prima, dal 2006 la Regione liberalizza la carta tecnica regionale. È stato il primo portale geografico cartografico in Italia a fare questo. Cosa ha portato? A un risparmio? Forse no. Sicuramente ha portato un risparmio in termini di tempo
dal punto di vista della pubblica amministrazione, perché prima c'erano 5-6 persone che quotidianamente dovevano distribuire i dati, ricevere i bollettini, eccetera. Quindi sicuramente un risparmio economico da parte della pubblica amministrazione ha portato soltanto in termini di lavoro delle persone. Nel 2012 poi nasce la prima IDT. Non so se qualcuno che è collegato se lo ricorda, un primo portale con dei software proprietari, però i dati erano anche questi gratuiti. Tutti i dati vengono diffusi con una licenza aperta. Nel nostro caso, per quanto riguarda i dati cartografici, la licenza è la IODL 2.0, per quanto riguarda gli altri dati la CC BY. E addirittura nel 2012, e qua diciamo un po' di vanto anche per l'amministrazione regionale, la Regione del Veneto ha vinto, diciamo così, le è stato attribuito il premio per miglior regione open data geografici del 2012. Qui la slide poi verrà pubblicata, qui ringrazio anche il nostro ex collega dirigente, l'ingegner Maurizio De Gennaro, che appunto ha promosso e creduto moltissimo nella diffusione del dato geografico aperto. In quegli anni poi è partita anche l'iniziativa che ricordavi tu dell'open data in senso lato dei dati della regione. Ma perché i dati devono essere aperti? Perché la PA non può far pagare i dati? I dati sono il petrolio del futuro. Molti articoli che trovate nel web indicano come big data petrolio del XXI secolo. Cosa sono i big data? Ad esempio, pensiamo un attimo al nostro quotidiano, a tutte le interazioni che conosciamo tutti i giorni, il cellulare, Facebook, Twitter, tutti i siti di streaming che vediamo. Tutto questo è big data. I dati globali hanno iniziato a crescere in modo esponenziale da 10 anni a questa parte e non hanno mai segnato un rallentamento. È come se la borsa fosse sempre cresciuta. I dati sono principalmente prodotti da internet, ovviamente, quindi come dicevo prima social network, ricerche web, messaggi di testo. È nata in questi anni anche l'intelligenza artificiale, la IoT, l'intelligenza delle cose, l'internet delle cose. Parliamo, dall'ultima ricerca fatta poco tempo fa, di un mercato globale di 49 miliardi di dollari all'anno, quindi non è poca cosa. Di questo i dati geografici, quanto cubano, quanto pesa un dato geografico in tutto questo? Beh, vi faccio un esempio con la slide successiva. Allora, qui ho messo una slide, vediamo un attimo cosa rappresenta. Allora, combinazione di dati personali e dati geografici. Qui c'è una mappa che rappresenta Prato della Valle, quindi il centro della città di Padova, con le fermate degli autobus. E sopra ci sono delle biciclette. Questo è fare business, perché i distributori, quelli che hanno messo a Padova le biciclette elettriche e le biciclette, quelle a pedalata assistita, hanno proprio messo le loro colonnine di distribuzione e di ricarica delle biciclette vicino alle stazioni degli autobus. Ovviamente fanno business, ma ovviamente aiutano anche i cittadini perché scendono dall'autobus, prendono la bicicletta e vanno dove devono andare. Questo non è fatto a caso, tutto questo è studiato a tavolino e io direi che questa è proprio un'economia circolare del dato geografico. C'è chi fornisce la mappa delle stazioni degli autobus, c'è chi fornisce la mappa delle biciclette e via discorrendo. E quindi rifaccio di nuovo la domanda che facevo prima. È giusto che la PA faccia pagare a sua volta i dati? Vi faccio un altro esempio. Scusate. Un attimo che mi è partita la presentazione. Ecco, torno qui un attimo. Scusate, l'ho messa tutto schermo adesso. Allora, questa è sempre la mappa di prima, rappresenta Piazza delle Erbe a Padova, come vedete è una mappa di OpenStreetMap, ma può essere anche la mappa di Google. Se vado avanti, vedete che c'è la sovrapposizione di edifici della carta tecnica regionale. Allora, gli edifici sono distribuiti in maniera gratuita. OpenStreetMap ha ovviamente preso gli edifici che noi distribuiamo
all'interno del geoportale e li ha sovrapposti alla loro cartografia. Ha realizzato la mappa, utile ai cittadini, utile a tutti, una mappa fatta con un dato certificato dalla regione, un dato che è un dato preciso, un dato ufficiale. Quindi noi abbiamo reso possibile il business di un'azienda terza. È questo che deve fare dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, la pubblica amministrazione. Fornire dati per fare business, per diciamo, aumentare questa economia circolare del dato geografico. Altro esempio, non solo le grandi multinazionali dovrebbero fare business ovviamente con i dati che metti a disposizione la regione. Altro pezzo di Padova, questo è la parte di Ponte di Brenta, per chi la conosce, altro dato sovrapposto che noi diffondiamo in maniera gratuita attraverso il portale. Questi sono i capisaldi, i vertici regionali. Un argomento molto di nicchia, ma che serve ai professionisti, geometri, ingegneri, per fare misure sul campo, per costruire, per realizzare nuove opere infrastrutturali. Questi dati sono gratuiti, questi dati vengono messi a disposizione di tutti, altrimenti dovrebbero essere pagati dai professionisti che li utilizzano. E questo genera economia, questo è qua volevo incentrare la mia discussione di oggi. Quindi chi pensa che il dato gratuito, il dato aperto, il dato open non valga nulla, dovrebbe da un certo punto di vista ricredersi. Il dato gratuito genera business. Ultima slide, poi lascio spazio anche alle domande perché vedo che ce ne sono in chat. Tra l'altro volevo ringraziare tutti perché abbiamo passato anche oggi i 300 partecipanti. Allora, al centro deve esserci il dato della PA, dato che è certificato, è un dato ufficiale. La PA produce molti dati, produce dati alfanumerici, come ad esempio i dati statistici o come i dati sanitari che in questo periodo vanno per la maggiore per le vicende che tutti noi conosciamo. Ma la PA produce anche dati geografici, limiti amministrativi, la copertura del suolo, la tipologia dell'uso degli edifici, i vertici che vedevamo prima, dati sulle acque, dati sul suolo, dati sull'aria. Allora, l'insieme del dato geografico e del dato alfanumerico crea il dato geografico. Il dato geografico è l'unione tra dati alfanumerici, dati geografici, mi crea il dato geografico, Geo Open Data, quello che diceva prima il collega Gabriele. Quindi qui vi ho messo una slide che rappresenta un'infografica, chiamiamola così, della diffusione del Covid. Ecco, questo è il dato geografico per l'eccellenza. È un dato alfanumerico che però ha tralasciato leggermente la parte geografica. In realtà, se questi dati fossero trattati in maniera più approfondita, unendoli in maniera più decisa, diciamo, al dato geografico, potremmo avere un'infografica migliore, potremmo avere dei dati più calati sul territorio, più utili alla popolazione. La slide sotto che rappresenta il Veneto, con tutti quei puntini, in realtà sono i comuni colorati in maniera diversa, è l'inizio di un progetto che stiamo portando avanti con i colleghi della direzione statistica. Cioè unire il dato statistico, quanti nati in un comune, quante imprese ci sono in una determinata area geografica, quanti turisti sono arrivati nel Veneto quest'anno che c'è stata l'emergenza Covid. Ecco, un conto è mostrare al pubblico una tabella Excel, una tabella formattata in qualsiasi maniera, un conto è parlare di queste cose. A Padova sono stati 50 turisti, sì va bene, ma rispetto al Veneto e rispetto all'Italia, ecco qui entra in campo il dato geografico, unendo semplicemente i limiti amministrativi comunali con il numero di turisti in quel comune, io posso fare delle elaborazioni, unendo ad esempio i dati sanitari con i limiti amministrativi o con gli edifici, posso sapere ad esempio se in quel comune c'è stata un'incidenza più verso una determinata area, verso le scuole, verso gli ospedali, più dove sono gli anziani. Alcuni comuni virtuosi come il comune di Vicenza che cito per tutti,
ha realizzato dei portali ottimi unendo il dato geografico al dato alfanumerico, ad esempio della parte censuaria, della parte di edifici dove abitano le persone e altro. Ecco, questo è l'importanza della pubblica amministrazione nella diffusione del dato geografico. E per questo, secondo noi, ritorno all'inizio, la politica della regione è sempre stata quella di diffondere in maniera gratuita i dati attraverso in primis il geoportale, perché è il punto di accesso dei dati geografici, ma anche attraverso il portale degli open data. Qui mi fermo, tolgo la condivisione e rispondo, se posso, brevemente alla domanda che ha fatto una persona collegata, che è la prima, che mi dice appunto se gli utenti che gli utenti sono fortemente incentivati a pubblicare i dati geografici nel repertorio, ma li devono pubblicare anche sul sito open data della regione. In realtà non è così, perché stiamo lavorando a un progetto congiunto perché i dati geografici vadano direttamente all'interno del portale open data del Veneto e così poi a livello nazionale. Questo progetto è sempre in collaborazione con la direzione ICT e ovviamente con Agid. Io mi fermo qui, spero di essere stato abbastanza chiaro. Scusate, non vi sento più. Abbiamo perso temporaneamente il moderatore, scusate. Eccolo qua. Scusami, ho premuto il tasto sbagliato, quindi è colpa mia. Ma io a questo punto vorrei a chiudere con Gianni Sileto, che ci fa invece un approfondito passaggio sulla parte delle licenze. Io ringrazio Delio perché secondo me la tua presentazione è stata molto utile, perché ha focalizzato bene su questo tema, che è il valore del dato e l'opportunità che quando questo dato è generato da PA sia messo a disposizione di tutti, proprio perché poi il valore possa essere in qualche modo essere riappropriato da tutti quelli che vogliono utilizzarlo. Gianni, tocca a te. Hai un quarto d'ora, io e Delio siamo stati abbastanza bravi sul tempo. Farò il possibile, cercherò di essere rapido e indolore. Allora, intanto si vede la condivisione dello schermo? Perfetto. Benissimo. Allora, io devo ringraziare intanto tutti voi che mi avete invitato a parlare a questi webinar, che sono molto interessanti, e penso che come Regione Piemonte spero che riusciremo a copiarvi. Ecco. Detto questo, ringrazio specialmente Delio perché mi ha tirato una volata magnifica sugli argomenti che io vorrei raccontare oggi. Intanto, questo titolo un po' lungo nasce sostanzialmente da un'esperienza che come CISIS e come Regione Piemonte, in collaborazione col CISIS, abbiamo fatto recentemente, anche con CSI Piemonte, in particolare con l'avvocato Garbati, dedicato appunto a cercare di capire quali sono i problemi eventualmente legati alle licenze, quindi giuridici in qualche senso, per la realizzazione di un database di sintesi nazionale a partire dai dati delle regioni. Quindi cerco di focalizzarmi sul dato geografico, soprattutto inteso come database geotopografico. Come ci ha fatto vedere benissimo Delio, negli ultimi 30-40 anni c'è stata una rivoluzione nel mondo cartografico-geografico, perché sostanzialmente siamo passati dalle vecchie cartografie di carta o al più numeriche ai database geotopografici. I database geotopografici ci danno la possibilità di arricchire le informazioni rappresentate su una cartina con le informazioni tematiche di un database, e quindi le finalità applicative possono considerarsi sempre più estese, no? Nascono le infrastrutture di dati territoriali, le SDI, dove la parola d'ordine è proprio l'integrazione dei dati geografici diversi che, come abbiamo visto, utilmente sovrapposti, aggregati, fusi, eccetera, generano valore aggiunto. Inoltre aggiungerei ancora un altro concetto in tutto questo, che il dato geografico può essere considerato un po' il fulcro
la chiave che mette in relazione diversi procedimenti della pubblica amministrazione che altrimenti sarebbero slegati se non per il fatto di come dire, concentrarsi su uno stesso luogo geografico, no? Quindi c'è un'interoperabilità insita nel dato geografico che come dire, gode in qualche modo di poter avere fonti diverse per generare una cartografia unica, ma allo stesso modo che fa da unificatore verso generatore di interoperabilità, mi verrebbe da dire, verso procedimenti amministrativi. Il centro di tutto questo discorso alla fine è quello sulla reale riutilizzabilità dei dati, che ci si augura sia semplice. Allora, sotto il punto di vista tecnico abbiamo visto che si fa da un certo numero di anni, anzi direi da tanti anni, sul web è pieno di esempi di questo tipo. Un po' più problematica è l'aspetto giuridico dietro a questa riutilizzabilità dei dati. Perché viene spontaneo chiedersi ma quale licenza mi consente di produrre e condividere dei dati in modo che siano riutilizzabili, ma anche poi di riprodurre il materiale elaborato a partire da dati riusati, ma dati diversi, di fonti diverse, magari con licenze diverse. Questo perché alla fine siamo in un mondo che ci ha abituati a mettere insieme tante informazioni diverse per crearne di nuove e appunto generare valore aggiunto, no? Si parla tanto di mashup, di integrazione di fonti, di interoperabilità, ma poi tecnicamente è semplice o relativamente semplice risolvere le questioni, quando poi uno invece si sofferma su posso farlo davvero, cosa mi consentono le licenze legate ai dati che sto mettendo insieme, sorgono dei punti interrogativi. Esiste un quadro normativo, un panorama normativo che ho cercato di riassumere senza nessuna pretesa di essere esaustivo, che è molto ricco, molto articolato, no? Ci sono una serie di direttive, alcune sono state anche ampiamente, anzi le due che ho citato sono state ampiamente richiamate negli interventi precedenti, la direttiva PSI ovviamente, l'Open Data, la direttiva Inspire. In contesto italiano ci sono una pletora di norme di recepimento delle direttive, c'è il CAD ovviamente importantissimo, linee guida diverse, tutta la normativa sulla trasparenza, sugli open data, l'open by default. Alcune categorie di dati hanno normative settoriali che dicono delle cose rispetto al fatto che debbano essere resi disponibili oppure no. Alla fine si ha un po' l'impressione di essere circondati da una normativa affollata che genera anche qualche ansia o qualche timore, no? Adesso la figurina con gli squali è un po' evocativa, ma insomma si può comunque dire che in linea, almeno in linea generale, tutta la normativa, soprattutto quella più recente, direi, va nella direzione di affermare un principio di apertura, una migliore accessibilità delle informazioni e quindi in senso molto generale favorire la conoscenza attraverso riuso e condivisione. No? Riutilizzo a favore di terzi e condivisione tra pubbliche amministrazioni sono poi due concetti che ritornano, che potrebbero essere risolti o si suggerisce che siano risolti dall'adozione di licenze aperte, open data, eccetera. Se guardiamo nelle varie normative possiamo trovare una serie di definizioni, di oggetti che poi ci servono a ampliare un po' il ragionamento. Vabbè, il dato territoriale che attiene a una località geografica più o meno specifica, cioè mi soffermo su quelle che secondo me sono poi più importanti per quello che dirò dopo, il fatto che una banca dati sia un insieme organizzato di dati strutturato per svolgere una determinata attività. Dico queste cose per andare poi a sviluppare un ragionamento, no? Allora, se l'informazione geografica o per meglio dire i database geografici hanno la particolarità di seguire degli standard consolidati, normati e spesso obbligatori, no? Non so, pensiamo ai DM sulle specifiche tecniche per i database topografici, che consentono la raccolta, l'organizzazione, la rappresentazione e la metadatazione, è abbastanza evidente che tutte le componenti creative, quelle tutelate dal diritto d'autore, sono abbastanza
insomma, possiamo fare finta che non esistano, ecco, o sono molto limitate, mentre permangono tutte le componenti legate al diritto sui generis, magari lo vediamo meglio in questi schemini, dove appunto il diritto d'autore, la tutela del database si può suddividere in due componenti, no? Quella legata al diritto d'autore, che è legata alla creatività dell'autore nella scelta del materiale, nella disposizione del materiale, è una cosa tipicamente legata alle opere d'arte, no? Ovviamente, e al diritto sui generis, che invece tutela l'investimento del costitutore della banca dati, che può anche essere un soggetto diverso dall'autore. Tipicamente il funzionario si inventa la banca dati, ma il costitutore è l'ente pubblico a cui il funzionario appartiene, no? Per esempio. Il diritto sui generis appunto tutela più gli aspetti di investimento economici, di risorse. Questa cosa, anche il diritto sui generis attribuisce dei diritti di come dire, tutelare il riuso dell'opera, del database in questo caso. E qui entra in ballo un concetto molto, mi viene quasi da dire, abbastanza aleatorio, che è quello della sostanzialità dell'estrazione che viene fatta, no? Perché molte volte si dice ma io ne ho usato una parte piccola, una parte grossa, ho preso solo un pezzo, ho preso cioè si gioca su quanta parte di riuso viene effettuato di un certo database. Questo è un concetto molto problematico perché è molto qualitativo, soggettivo. Allora, tutto questo preambolo per andare poi a vedere quali sono le licenze che sono effettivamente utilizzate in Italia dagli enti, sostanzialmente dalle regioni, per la pubblicazione dei loro dati geografici, nell'ottica di andare a capire come mettere insieme tutte queste cose per creare un database a scala nazionale. Allora vediamo che molte regioni utilizzano la IODL, come anche il Veneto, la IODL 2.0. Vediamo che altre regioni utilizzano le Creative Commons in varie versioni, dalla 2,5 alla 4. Vediamo che le condizioni, le clausole aggiuntive, no, alle Creative Commons variano moltissimo, dalla BY alla Share Alike, ma alcune regioni applicano anche delle condizioni non commerciali o non opere derivative, che contrastano col principio dell'open data. Poi per quanto riguarda il dato geografico, altre banche dati che si trovano comunemente in giro, per esempio OpenStreetMap utilizza un altro tipo di licenza che è l'ODBL, che è una licenza strutturata per i database, che ha appunto insita una clausola share alike sostanzialmente. Poi esiste anche la licenza CC0, la donatore universale, no? La licenza di conferimento in dominio pubblico, che praticamente non usa nessuno, credo. Questo è lo specchietto ormai noto da qualche anno, no? Con cui Agid ha tratto dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in cui Agid evidenzia due gruppi principali di licenze compatibili, comuni, insomma utilizzabili per l'open data o non compatibili con l'open data. Io ho in qualche modo evidenziato in arancione le licenze attribuzione e condivisione allo stesso modo, le famose share alike, perché secondo noi generano poi qualche problema, perché se utilizzo un dato share alike poi devo condividere in share alike, cioè è una licenza virale che mi impedisce, per esempio, se io utilizzo una fonte share alike nel mio mashup, il mio mashup poi deve essere condiviso allo stesso modo e quindi deve avere anche lui una clausola share alike, no? Quindi tutto questo per dire che allora, i dati geografici si prestano, abbiamo visto, a operazioni di mashup, di combinazioni, di integrazioni da fonti diverse. È assolutamente evidente che quando io faccio questi mashup, queste integrazioni, la presenza di licenze anche standard, ma potenzialmente incompatibili tra di loro,
mi scoraggia molto dal rendere poi disponibile quello che ho fatto, no? Cioè, ostacola una libera circolazione dei dati. E quindi questa diversa attribuzione, cioè l'attribuzione di licenze diverse da parte di enti diversi, è un limite fortissimo alla costituzione di un DB nazionale geografico pubblico in continuo scambio, aggiornamento e revisione. E quindi abbiamo un problema. Uno dice, vabbè, ma potremmo risolvere il problema applicando tutti una CC0. Sì, però anche così ci sono dei rischi, no? Perché si rischia di contribuire a tutti, la CC0 è una sorta di donatore universale, ma si ha il rischio di non poter mai ricevere, o meglio, si può ricevere ma non riesco a combinare, mi posso combinare con ogni licenza possibile, ma poi non ho un'azione inversa, no? Nel senso che, come dicevo prima, se mi porto a casa un DB con licenza share alike, poi il mio CC0 non è più compatibile e devo diventare share alike anch'io. Sostanzialmente funziona solo se la usano tutti. Questo è un po', come dire, il fatto di usare la CC0 però mi limita un po' la possibilità di certificare che il dato è fatto da me, come dire, se non applico una clausola almeno by non riesco a certificare una sorta di responsabilità sul dato, cioè a dire che questo dato è fatto da regione X e quindi ha una sua autorevolezza. A tutela sia di chi fa il dato, ma ancora più a tutela del licenziatario, di chi lo dovrà riusare. Andiamo avanti. Rapidissimamente qualche conclusione. La più ovvia è che sia necessario avere un'indicazione di licensing semplificato, cioè cercare di fare in modo che tutte le pubbliche amministrazioni utilizzino una licenza standard condivisa almeno tra la PA, che dovrebbe escludere, secondo me, le clausole share alike e potrebbe includere invece una clausola by magari semplificata, e adesso la butto lì un po' come anche a livello di provocazione, magari questa clausola di attribuzione potrebbe essere contenuta nei metadati o contenuta in una sorta di metadato di istanza, in modo che quando faccio un mashup so esattamente quale singolo oggetto deriva da quale singola fonte, qualcosa del genere. Non lo so, lascio alla risposta se ci dovesse mai essere la discussione. Ecco. Ho finito e vi ringrazio. Grazie a Gianni Siletto, domanda difficile che potremmo rivolgere al pubblico, intanto vedo che ci siamo riapparsi tutti, mi dicono dalla regia che ci sono numerose domande, io non ho le domande, quindi chiederei a Delio se le legge, così poi proviamo a rispondere chi di competenza o anche tutti assieme. Allora, c'è la prima domanda, la fa il signor Giuseppe Artuso e chiede, ma credo di aver già risposto, comunque gli enti pubblici devono pubblicare i dati mediante il catalogo RNDT, secondo Inspire ovviamente, e sono fortemente incentivati a pubblicarli sul portale regionale Open Data Veneto. Si può evitare questa duplicazione? Ho già risposto prima, stiamo lavorando insieme per cercare di fare, no, non per cercare, per fare l'unione dei due cataloghi. E poi Andrea Carraro chiede: le PA che aderiranno e pubblicheranno Open Data verso Regione Veneto poi alimenteranno automaticamente anche il portale nazionale? Sì. Certo, sì. È già un portale separato il nostro, sì. Perfetto, poi c'è una domanda per il collega Ciasullo, allora fatta da Monica Segre: la consulta nazionale Inspire e CNITA? Sì, sì. Quindi sì. E poi la domanda per Luca ma anche per Gabriele: come avete risolto il lineamento tra Open Data e Geoportale? Abbiamo già risposto, ovviamente con i prodotti di Agilus. Gabriele, io Vitelio, siccome questo è un tema ricorrente, no? Poi l'altro, esatto, riguarda le licenze magari lo affrontiamo dopo, cioè un chiarimento essenziale. Allora,
I dati è un universo. In questo universo c'è un sottoinsieme di dati che hanno delle caratteristiche, che sono i dati geografici, che hanno delle caratteristiche ben specifiche, che referenziano il territorio. Va bene? Quindi le definizioni ci sono quelle di Inspire, quella della nazionale, eccetera. Ora, sia i dati di tutto l'universo, sia i dati territoriali che fanno parte di questo universo, possono essere aperti o non aperti. Aperti significa che fruiscono, rispondono a 3 requisiti: sono machine readable, hanno una licenza che ne consente il riutilizzo e sono in linea di massima gratuita, ma le norme anche europee consentono di applicare dei costi marginali in alcuni casi e in qualche modo li gestiscono. In un discorso più ampio per la pubblica amministrazione, sottolineo che la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni non ha bisogno necessariamente di una licenza, può avvenire anche senza licenza, per effetto degli articoli 50 del CAD e per effetto delle norme contenute nel decreto semplificazione, articoli 33 e 34. Quindi ai fini dell'ambito pubblica amministrazione non è necessario avere una licenza. Quindi, però è importante appunto che i dati vengano resi disponibili quando noi parliamo di finalità istituzionali. Se invece parliamo di utilizzo da parte delle imprese, da parte dei privati, allora la licenza è un requisito imprescindibile. Poi magari vediamo ulteriori cose riguardanti la licenza. Quindi questo aspetto è molto importante. Il dato territoriale a questo punto può essere aperto se risponde a certi requisiti o non aperto. Non è detto che lo debba essere sempre, non è detto che lo possa essere sempre, a volte è impedito, per esempio, i dati catastali, c'è una legge che prevede il pagamento delle tasse, per cui non può essere aperto in senso come lo intendiamo. Quindi insomma questo aspetto è molto importante. Il dato aperto quindi viene documentato, il dato geografico viene documentato, aperto o non aperto che sia, nel catalogo dei dati geografici. Esistono meccanismi che l'Europa e l'Italia sta implementando e che anche voi state implementando, mi sembra di capire, per far sì che l'amministrazione non debba fare un doppio adempimento. Io documento il dato una volta solo e automaticamente mi trovo, ho esaurito i miei compiti sia per quanto riguarda il dato geografico sia per quanto riguarda il dato aperto. Allora, sussistono entrambe le condizioni. Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Grazie Gabriele. Poi c'è una domanda di Roberto Rossi e qui vediamo chi può rispondere. Come mai l'IGM è così impermeabile alla filosofia degli open data? Qua, se volete faccio io, diciamo, non è la risposta ufficiale, però qua ci sono, nel mondo del Ministero della Difesa, c'è una che penso sui 10 anni fa, adesso non ricordo con precisione, ha costituito una società di scopo nel contesto del Ministero della Difesa per monetizzare, per creare economia con tutto ciò che sono i beni, possibili output dell'amministrazione della difesa. Quindi in questo contesto ricadono anche i dati prodotti dall'IGM. Quindi evidentemente se c'è una norma che dice una cosa e chiaramente c'è un disequilibrio tra le varie norme, evidentemente potrà essere diciamo, creata una modifica normativa che potrebbe poi consentire all'IGM di rendere disponibili i dati con la licenza aperta. In alcuni casi ciò è possibile, in altri ciò non è possibile, per una serie di altre norme. Quindi l'ordinamento giuridico non è fatto solo della direttiva PSA, insomma, no? Quindi, o della direttiva Inspire. Quindi purtroppo, per fortuna, ci sono una serie di cose che vanno in qualche modo. Però l'importante è analizzarle e rappresentarle a chi di dovere per poi creare i cambiamenti necessari, proporre i cambiamenti necessari opportuni. Esatto, grazie Gabriele. Poi ci sono 2 domande specifiche: se la Regione Veneto ha intenzione di continuare con questi percorsi formativi. Rispondo io ovviamente sì, anche in collaborazione ovviamente ancora magari con Agid e con la direzione ICT, su tematiche specifiche ovviamente, visto anche il buon andamento di questi webinar, siamo quasi a 340 persone anche oggi, e l'idea è quella di cominciare nel mese di aprile-maggio, insomma, tempo di organizzarci un attimo. E un'altra domanda: se anche gli uffici della statistica possono accedere ai dati georeferenziati. Ovviamente sì, abbiamo parlato negli scorsi interventi che i dati del portale e del geoportale sono aperti e senza obbligo di registrazione.
E poi qui parliamo ancora di licenze. Trattando di licenze, è possibile aggiornare la situazione dei numeri civici e strade, tecnicamente facilmente risolvibile, ma limitati dall'eterna valutazione, prodotti dai comuni o dall'ANCSU o gestiti da chi? Open data o riservati? Qui si parla appunto di anagrafe dei numeri civici, se Gabriele è sul pezzo anche lui. Ma io non è che ho capito bene la domanda, per la verità. Diciamo che l'anagrafe dei numeri civici è anch'esso una banca dati della pubblica amministrazione, quindi potrebbe essere. Però facciamo una differenza. Diciamo, probabilmente è possibile che in un database che contiene n informazioni, l'amministrazione magari rende disponibile un dataset specifico, un sottoinsieme di queste informazioni. Questo è possibilissimo, perché magari una parte di informazioni, magari, che ne so, non è possibile per motivi di privacy, per motivi di proprietà intellettuale, per motivi di sicurezza. Quindi magari in una banca dati che contiene, non so, 50 tabelle, tanto per dire, io magari ne rendo disponibili 3, un dataset, un sottoinsieme. Quindi questa è un'azione che potrebbe essere possibile fare. Quindi anche per quanto riguarda l'ANCSU, che è una banca dati che sarà gestita da Istat e Agenzia delle Entrate, no? In qualche modo, quindi potrebbe essere appunto una parte di questa banca dati, potrebbe essere un sottoinsieme di queste informazioni, potrebbe essere reso disponibile, insomma, con la licenza open. Lo auspichiamo molto. Ultima domanda, poi non so se dalla regia ce ne sono ancora. Il SINFI, quanti dati contiene rispetto alla copertura nazionale? Cioè, quando è la copertura del SINFI a livello nazionale? Ma guarda, non ho un dato preciso, però stanno abbastanza avanti. Ci sono ancora, forse un grosso gestore ancora non ha fornito i dati. Per grosso gestore sto parlando di Enel, Telecom, Italgas. Diciamo, sapete che la gestione del SINFI appartiene al MISE, però Agit partecipa al comitato di gestione e quindi ci sono degli aggiornamenti, insomma, man mano che ci riuniamo, e quindi ormai la situazione è abbastanza consolidata del SINFI. Insomma, i grossi gestori, forse ce ne manca uno, ma diciamo non sono in dubbio se sia stato già, come dire, portata a compimento questa azione. Poi dei piccoli gestori magari la situazione è un po' più variegata sul territorio, perché chiaramente parliamo di aziende che magari, insomma, anche che operano in una zona limitata del territorio nazionale. Quindi insomma, ecco, diciamo, è sicuramente un'infrastruttura secondo me molto importante. Lo Stato per la prima volta può avere una conoscenza completa di ciò che, insomma, diciamo, delle public utilities, e quindi avere una conoscenza completa di questo aspetto sostanziale della vita, della nostra vita quotidiana, perché parliamo di infrastrutture di comunicazione, gas, luce, acqua, insomma, stiamo parlando delle nostre infrastrutture primarie, insomma. E mi ricollego un attimo a quanto diceva Gabriele per rispondere a una domanda di un utente. Ci chiede se i dati, quelli non open, la regione li mette a disposizione. Fa un esempio, ad esempio, di dati IGM, di cui si parlava prima. Noi, come Regione Veneto, mettiamo a disposizione di tutte le altre PA locali i dati in maniera gratuita, ovviamente, perché l'IGM ci permette, faccio l'esempio dell'IGM perché si parlava prima, di mettere a disposizione non di tutti ma degli enti locali i loro dati. Quindi molti dei dati che noi pubblichiamo o magari solo in anteprima o che abbiamo all'interno del geoportale sono a disposizione degli enti pubblici locali, nazionali ovviamente. Quelli prodotti dalla regione o dagli enti strumentali sono messi a disposizione con licenza open, come si diceva prima. Un ulteriore, se abbiamo qualche minuto ancora, un ulteriore, diciamo, approfondimento di questo aspetto. Quando parliamo nell'ambito della pubblica amministrazione, stiamo parlando appunto di condivisioni istituzionali a titolo gratuito, e quindi stiamo applicando anche il principio Manzolli, quello di evitare che l'amministrazione debba, diciamo, costruire dati già in possesso della pubblica amministrazione stessa, evitare di chiedere al cittadino documenti di cui l'amministrazione è già in possesso. Quindi stiamo parlando in questo coacervo di situazioni. Parliamo di open data, dove l'obiettivo dell'Europa, insomma, al di là di ciò che viene, sono i trend, insomma, diciamo, i trend come dire,
dettati da situazioni diciamo di moda in qualche modo, l'Europa pone l'azione open data e l'utilizzo dei dati anche per finalità commerciali, proprio per creare un'economia. E non a caso la direttiva PSI è diciamo, incardinata, nasce sulla base di un pilastro, ovvero il Single Digital Market, nell'ambito dell'agenda digitale europea, perché appunto l'obiettivo è creare economia con i dati della pubblica amministrazione. I dati, come hai detto giustamente tu, la presentazione, sono un petrolio diciamo, dell'epoca moderna. A questo riguardo, un'essenza, un fatto essenziale per poter parlare di open data è la licenza. Gianni ci ha raccontato molto insomma, efficacemente questo percorso. Diciamo, noi diciamo l'uso nel mondo, le licenze disponibili sono tantissime, effettivamente c'è un problema di integrazione tra licenze. Non a caso nelle linee guida del 2016, se non sbaglio, Agid proponevamo diciamo, sconsigliavamo a tutte le amministrazioni di utilizzare la CC BY, che è quella forse meno critica. È evidente che se tutti usassero la stessa licenza non ci sarebbero tutti quei problemi di mashup che Gianni ci ha raccontato efficacemente. Ho messo un link per chi vuole insomma, diciamo, approfondire, c'è un link al sito di Via Data Portal, l'ho messo nella chat, dove appunto ci sta una larga esposizione diciamo, delle licenze classificate sulla base delle loro tipologie. Una cosa ancora sulla licenza CC BY, anche nel piano triennale diciamo, ultimo, abbiamo posto tra gli obiettivi quello di definire una licenza unica nazionale. La stiamo proponendo anche nel gruppo di lavoro sulla strategia dei dati istituito presso il Ministero dell'Innovazione, laddove in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34 della semplificazione è previsto un DPCM di strategia dei dati. E noi vorremmo cercare, stiamo cercando, capiremo come se sarà possibile, definire una licenza unica nazionale che appunto possa diciamo, essere il riferimento per tutta la pubblica amministrazione. È auspicabile, io penso che questo possa essere, poi chiaramente ci vogliono anche degli esperti giuridici per valutare diciamo, certi impatti, però secondo me, questo è un parere personale, io credo che la licenza utilizzabile è la CC BY. Non a caso anche la Commissione europea, in un atto proprio, in una propria comunicazione, se non ricordo con precisione se era il 2019, ma insomma abbastanza recente, ha esplicitato, ha reso noto a tutti che i propri atti resi disponibili con la policy di open data sarebbero stati accompagnati da una licenza CC BY e in qualche caso eccezionale si sarebbe utilizzata la CC 0. Questi casi eccezionali in effetti sono veramente un caso molto marginale. Quindi anche l'Europa ha preso questa direzione, perché a questo punto nel riuso dei dati da parte delle imprese, da parte dei privati, da parte degli stakeholder, ci si è resi conto che la combinazione di più licenze non rende giustizia all'obiettivo della direttiva PSI, ovvero il riutilizzo in particolare per finalità commerciali. Perché diciamo, se togliamo questo obiettivo abbiamo tolto, secondo me, il 90% dell'efficacia di questa licenza. Grazie Gabriele. Io posso aggiungere una cosa a quello che dice, condivido pienamente e lo dico, faccio una battuta. 10 anni fa saremmo partiti a parlare di open data dalla trasparenza, no? Certo. Oggi questa parola, ma lo dico perché è anche un modo diverso in cui stiamo affrontando il tema. 10 anni fa avremmo detto open data, trasparenza, cristallo, tutte le cose. Oggi abbiamo portato un tema completamente, avendo gli stessi elementi, ma da un approccio corretto, che è quello anche della direttiva europea, cioè riuso dei dati per creare valore. Questo è un tema su cui tutti noi ci dobbiamo cimentare e dobbiamo, ed è la vera sfida secondo me del futuro, risolto il problema della licenza, che secondo me è un machin, cioè fa veramente risolve nel senso unificarla, come diceva anche prima Gianni. Dobbiamo trovare occasioni, spazi, momenti in cui far capire a tutti come creare valore dei dati. Questo è un tema veramente su cui invito anche i colleghi a pensare di come proseguire il tema dei webinar. Esatto. Io volevo chiudere ringraziando e poi passando a te la parola, ringraziando i colleghi perché è stato veramente un webinar interessante, perché abbiamo trattato un tema che è un po' di nicchia, ma l'abbiamo trattato in maniera abbastanza, anzi molto secondo me, alternativa e tu hai già spiegato cosa intendo io per alternativa. Ringrazio anche quelli che sono collegati in streaming, siamo a 320 persone, quindi insomma
buon risultato anche oggi e vi saluto e lascio a te la parola per le conclusioni finali, Luca. Grazie mille. No, ma io veramente, se non continuare a ribadire i ringraziamenti a Gabriele Ciasullo, Gianni Siletto e a Delio Brentano per l'ottima partecipazione e compagnia in questo webinar, io ho una metro di misura molto particolare. Se imparo qualcosa io sono contento sempre, anche oggi ho imparato delle cose nuove, quindi per me è stato un webinar veramente molto efficace, quindi grazie ancora. E sprono veramente i colleghi Delio Brentano, Umberto Trivellone e gli altri che stanno promuovendo questo ciclo di webinar di pensare veramente di dare continuità, perché uno degli elementi che spesso ci dimentichiamo in questo paese è che la continuità fa crescere le cose. Facciamo una cosa, poi ci distraiamo, poi ne facciamo un'altra. Dare continuità anche a questi momenti è un aspetto fondamentale, soprattutto se vogliamo far crescere cultura e una comunità di persone che ci possa seguire su questi argomenti. Quindi nell'augurare a tutti buon pranzo, visto no, è un po' presto forse, e vi auguro a tutti una buona giornata. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 10 marzo, sempre alle 10:30, sul tema le banche dati di copertura e uso del suolo, il monitoraggio e il consumo di suolo, moderato da Maurizio De Gennaro, che continua quindi a seguirci, e vi auguro a tutti quindi buona giornata. Metteremo a disposizione tutti i materiali, non so se c'è una registrazione, questo non l'ho capito, c'è la registrazione? La registrazione c'è, l'abbiamo messa a disposizione già per gli altri webinar nel sito di registrazione, quindi se qualcuno ha bisogno la mail di riferimento è idt@imola-domodossola-taranto@regione.veneto.it. Lì potrete avere tutte le informazioni del caso. Grazie Delio, sei una valletta fantastica. Grazie. Buon proseguimento a tutti e grazie ancora per la partecipazione. A presto. Grazie a voi, alla prossima. Buona giornata Ciao. a tutti. Ciao a tutti. Ciao.